È il primo congresso regionale del sindacato pensionati della CGIL dopo il Covid. L'ultimo si era celebrato 4 anni fa. Nel frattempo i numeri sono cresciuti, gli iscritti in Veneto sono circa 200.000, uno su 4 ha più di 65 anni e quasi uno su 3 ha entrate inferiori ai 1.000 euro al mese. A Quinto il congresso regionale è chiamato a rinnovare i vertici e a presentare 2 ricerche, una sulla violenza contro le donne anziane e una sulla situazione sociodemografica. Oggi in Veneto un quarto della popolazione ha più di 65 anni, ci aspettiamo che fra 20 anni salga un terzo. In Veneto abbiamo soprattutto 2 province che sono quelle più periferiche, abbiamo Rovigo e Belluno, che sono state coinvolte e verranno coinvolte in futuro da processi forti di spopolamento e di invecchiamento. Treviso è la provincia che è cresciuta di più fino al 2014, adesso però sta calando la popolazione anche a Treviso. In un futuro non lontano un Veneto su 3 avrà più di 65 anni. Il tema caldo è la sanità, con la carenza di medici di base e l'allungamento delle liste d'attesa. La regione non riesce a risolvere questo problema e sono tempi talmente lunghi che le persone o si rivolgono al privato, e noi temiamo che dietro ci sia appunto una strategia per spingere verso la privatizzazione della sanità, quindi chi può va al privato, chi non può rinuncia a curarsi. Segnali preoccupanti, la CGIL fa un appello alla regione. Avevamo chiesto interventi straordinari a sostegno del sociale e della sanità, visto la gravità della situazione, l'aumento delle rette delle case di riposo, la situazione, no, del cavello della spesa, dell'inflazione, gli anziani che non riescono a arrivare a fine mese, insomma il sociale che manca. Infine, guardando le pensioni, 1.300.000 persone, in particolare il 40% delle donne, percepiscono meno di 1.000 euro al mese, un dato che sale al 60% se si guarda solo al settore privato.